Oltre 50 eventi online e una maratona di 28 ore per raccontare la ricerca scientifica e il suo ruolo chiave in questo momento storico. Anche le università sarde sono protagoniste della Notte dei ricercatori 2020. Alice Monni. In questo periodo storico tra negazionisti, gente che nega le evidenze più chiare, parlare di ricerca, spiegare il metodo scientifico a tutti i nostri concittadini è fondamentale. Raccontarci, far capire perché facciamo ricerca e qual è la ricaduta sullo sviluppo della specie umana. Il rettore dell'Università di Cagliari, Maria Del Zompo, ricorda così l'importanza della ricerca scientifica, in particolare in questo momento storico, nel suo discorso di apertura della Notte Europea dei Ricercatori. L'evento dedicato alla ricerca a causa del Covid quest'anno si svolge solo online, permette però così di raggiungere una platea potenzialmente molto più ampia. L'Università di Cagliari partecipa organizzando una cinquantina di eventi di varie discipline, dalla biomedicina alla geologia, dall'ambiente all'informatica. Si parla di intelligenza artificiale in agricoltura, nella gestione dei vitigni, ma anche di big data nella tutela della salute, dell'inclusione come motore di cambiamento, della didattica in carcere, sino ad attività pratiche come la visita al Sardinia Radio Telescope. Si chiude con la spiegazione dei test per diagnosticare il Covid, dal sierologico al tampone. Tra i partner dell'evento INFN, INAF, CRS4, Sardegna Ricerche, Scienza Società Scienza, i comuni di Cagliari e Nuoro. Agli eventi si aggiunge una maratona di 28 ore iniziata alle 9 del mattino, intitolata Sharper, dal nome del progetto europeo sviluppato proprio per la notte, che coinvolge ricercatori di 13 città italiane.